Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto a Massimo Privitera, ciao! Ciao Marco Testoni, benvenuto anche a te e ai nostri spettatori. Allora, oggi parliamo di un film, di una pellicola storica, ovvero di Il Postino, regia di Michael Radford, ultimo film di Massimo Troisi. Insomma, chi ha seguito le vicissitudini di questo film sa che praticamente Troisi è scomparso il giorno dopo la chiusura del set, quindi è stata una cosa per molti assai scioccante, emozionante e quant'altro. Ancora mi ricordo quando seppi della notizia in radio addirittura. Dunque, questo film però è stato un film importantissimo, colonna sonora di Bacalov, e che cosa è successo? Che all'interno del Roma Film Music Festival è stato ricordato appunto questo film, perché Massimo, se non sbaglio, ricorre trentennale, no? Sì, i 30 anni dall'uscita nelle sale del Il Postino di Michael Radford, Massimo Troisi, attore e regista, con Filippo Noiret e un altro, Maria Grazia Cucinotta al suo esordio. Grande film che abbiamo ricordato non solo perché vinse poi il premio Oscar per la colonna sonora che fu dato a Louis Bacalov, che hai appena citato, ma anche perché proprio nei 30 anni da questa uscita nelle sale, il film ancora oggi molto poetico, molto ricordato, un cult, è stato proprio l'ultimo film, Il Canto del Cigno, la testimonianza finale filmica e poetica di Massimo Troisi, un grandissimo attore. E l'abbiamo ricordato all'interno del festival presso i Forum Studios di Marco Patignani, il Roma Film Music Festival, con degli ospiti importanti. Primo, Hector Ulises Passarella, che è stato colui che ha suonato il bandoneon solista all'interno della colonna sonora di Bacalov. Poi ho avuto il piacere di avere Roberto Perpignani, montatore storico del cinema, ha lavorato con Bertolucci, con i Fratelli Italiani, con tantissimi, e che è proprio stato lui uno il montatore proprio del film. Ha avuto anche Giacomo Scarpelli, figlio di Furio Scarpelli, che è stato il co-sceneggiatore insieme a Troisi e a Radford del film, e poi, dulcis in fundo, una grandissima sorpresa, Stefano Veneruso, nipote di Massimo Troisi, che poi come carriera è diventato un regista, un assistente alla regia, che sta realizzando, e speriamo che esca quanto prima, un documentario proprio sul Postino, perché lui fece il backstage e ci ha fatto vedere delle scene inedite da quel film, grazie a una telecamera regalategli proprio dallo zio Massimo Troisi. È stato un momento emozionantissimo, e vedrete che anche questa intervista che ho realizzato con queste 4 persone meravigliose, vedrete che è stato un momento veramente toccante, perché abbiamo speso delle lacrime in ricordo di Massimo Troisi. A tal proposito, Massimo, voglio fare vedere questo libro, appunto, Massimo Troisi, il mio verbo preferito è evitare, già il titolo è bellissimo secondo me, che è stato scritto appunto da Stefano Veneruso. Insomma, è un libro che io lo consiglio a tutti gli appassionati di Troisi, non solo perché dentro ci sono dei contenuti interessanti, ma probabilmente forse le cose più interessanti sono il materiale fotografico che c'è dentro, che è veramente storico. Allora andiamoci a vedere questo po' di ospiti all'interno di Soundtrack City. Alla prossima. Buona visione. Allora, il Roma Film Music Festival, alla sua terza edizione, è un festival che mancava in Italia, perché è dedicato, come pochi altri festival in realtà nel nostro paese fanno, prettamente al rapporto tra musica e immagine. Cos'è per voi? È veramente importante un festival del genere? Mancava nel nostro paese? E soprattutto, che cos'è per voi il rapporto effettivo tra musica e immagini? Comincio io. Sì, secondo me mancava, è un bellissimo festival che comincia un po' forse in sordina, è cominciato negli anni passati, ma adesso mi sembra stia prendendo piede e ha una sua grande importanza, perché la musica è tra gli elementi, tra gli ingredienti principali di un film, e spesso al cinema la musica, spesso, alcune volte, nei film meno di pregio, diciamo, la musica è
un accompagnamento e un contrappunto, come diceva Hitchcock, è un commento e non più di questo. Ma la grande musica per il cinema, in realtà, come nel caso per esempio del Postino, dei film di Morricone, è fatta di tutti gli ingredienti fondamentali della musica stessa, anche della musica classica, cioè quindi melodia, armonia, contrappunto, timbro, colore. Quindi è qualcosa di assolutamente fondamentale per un film. E quindi ben venga un festival che celebri la musica, le colonne sonore, la musica per il cinema ai suoi massimi livelli. Ma è un festival così per me è veramente eccezionale, cioè nel senso che serve proprio al cinema, perché non tutti conoscono poi quello che è il valore di un commento musicale, quindi per me, se penso alla musica, per me che insomma faccio il regista, ma ho una grande passione per la musica, suonicchio anche poi il pianoforte, e la musica quando con le immagini riesce a sostituire le parole, per me ha compiuto un percorso straordinario, insomma, una sintesi, no? E quindi prima appunto abbiamo parlato del Postino, credo che ci siano momenti proprio, ne parlavamo proprio della scena del biliardino, per esempio, dove è proprio un esempio, come dire, diretto, esatto, di quanto sia importante, essenziale la musica in un film. Allora io insegno montaggio ma linguaggio cinematografico e cerco con i ragazzi di guardare oltre quando mi dicono ma la regola, non ci sono regole, cioè c'è l'espressività che può avere delle costanti ma non delle regole, perché la regola ti imbriglia e in qualche modo ti riduce le possibilità espressive. Quello che sento importantissimo, per esempio l'altro giorno io ero in macchina e sentivo una canzone di Mercedes Sosa, che è una grande del Latino America, e mi dicevo che belle immagini. Lei ancora non aveva cantato, la musica era immagini, perché noi abbiamo la complementarietà di quello che percepiamo, da una parte. Dall'altra parte c'è il fatto che noi viviamo appunto in un gioco di reciprocità, dove non c'è nulla che è a sé stante. Il nostro essere finirà sempre. Quando si parlava adesso, la musica può in qualche modo supplire all'assenza di suono, di parola, perché è suggestiva, ma anche l'immagine è suggestiva, ma anche un silenzio è suggestivo, cioè noi dobbiamo dosare tutto al punto tale che la parola possa trovare la sua collocazione perché si arricchisca di tutto il complemento. E allora a questo punto non c'è proprio nulla che mi faccia pensare che le cose vivano da sole schematicamente. D'altronde è Morricone che diceva la musica applicata. Io in genere parlo di musica funzionale, ma attenzione, perché la funzionalità è schematica, la integrazione espressiva è un qualche cosa che fa muovere con leggerezza qualsiasi cosa. Il concetto di poesia è un concetto che si attribuisce in genere alla parola, ma manco pagato, cioè, la poesia è dovunque, è nell'essere, e dunque non è tanto la leggerezza, è nella valorizzazione emotiva. A proposito del Postino, voi che siete stati anche coloro che hanno partecipato non solo fisicamente ma emotivamente, e a proposito di metafore, che è un elemento fondamentale del film, quali metafore vi sono rimaste dentro del Postino, della vostra esperienza col Postino? È una domanda ardua da rispondere, e la metafora
questo è anche, diciamo, un aneddoto al tempo stesso, però mi ricordo quando stavamo parlando della sceneggiatura, dell'adattamento, come raccontare questa storia, mio padre disse, ma qui appunto stiamo entrando nel merito della poesia, anche della tecnica, della creatività della poesia, quindi parliamo di metafore, di versi, di rime, di ciò che è poesia naturale, di ciò che non lo è. Ma tutto questo, lo spettatore, di fronte a tutto questo, lo spettatore che dirà? Ci sono pochi film che affrontano così direttamente la questione. E Massimo disse, ma a noi piace, sì, e allora speriamo che piaccia anche al pubblico. E aveva perfettamente ragione. No, guarda, penso ai ricordi che sono tanti, perché con Massimo poi c'era sempre qualcosa di speciale, ma perché lui anche nei silenzi riusciva con un sorriso, con una cosa non detta, a comunicare, era proprio una sua specialità. Però mi viene in mente, quando penso al postino, mi viene in mente un aneddoto molto significativo. Durante le riprese io ero l'assistente alla regia più famoso, più felice, volevo dire, al mondo, perché cioè 24 anni, stare in un set così con degli attori straordinari, seppur con purtroppo questo dolore, non mi viene un'altra parola, di vedere Massimo così, e la forza di affrontare, però mi viene in mente il coraggio che comunque metteva in atto anche soprattutto attraverso l'ironia, perché Massimo al silenzio alternava il sorriso, altrimenti anche in famiglia, anche quando stava bene. E quindi mi viene in mente un fatto successo dove la segretaria di edizione, nel momento in cui scappano tutti dal set perché c'è il cambio di inquadratura, anzi in quel caso era proprio una pausa, pranzo, e Massimo rimane fermo, la segretaria di edizione, io pronto a spostarmi col monitor, allora erano i primi tempi, si usavano i monitor collegati alle camere, quello era il mio lavoro, oltre a filmare con la telecamera di Massimo, e io mi spostavo velocemente e la segretaria disse, certo Massimo, tuo nipote sempre veloce, sempre contento, sempre... E lui disse, oh, a casa non sposta una seggiola a ca, allora, questo era Massimo. Forse era pure vero. Sì, sicuramente. No, la cosa che adesso sentendovi parlare mi viene la differenza tra appunto rima e assonanza. E la rima è una costrizione, poi ci stiamo abituando tutti, per cui se al secondo verso non torna quella, in qualche modo quel gioco quasi meccanico ma appagante, c'è qualche cosa che manca. Nello stesso tempo non manca quando i versi sono liberi e si gioca per la libertà delle assonanze. E allora tutto questo poi non poggia più da nessuna parte, è libero, c'ha delle libertà, delle autonomie espressive. Per cui, però ricordando una cosa del postino, prima mi stava venendo in mente che uno dei momenti più emotivi è stato alla proiezione a Venezia. Finisce la proiezione, si accendono le luci, un applauso che sarebbe durato un tempo infinito, i fotografi, io ero seduto dietro a Noiret, i fotografi che si gettano soprattutto su Noiret con la sedia vuota accanto, cioè c'era la sedia di Massimo con lui assente, che era una cosa... addirittura un kitsch, una cosa, l'ho ritenuta offensiva e volgare. Noiret che prende gli occhiali neri, se li mette sugli occhi, con il viso irrorato di lacrime, cioè proprio quel momento lì era un momento che tirava fuori tutto un vissuto così duro, problematico, così
non solo partecipato, ma così significativamente eroico quasi, no? Però poi alla fine ti rimaneva in mano questo film che nel frattempo aveva questo applauso che non finiva mai. E allora queste cose qua uno dice, magari hai fatto tu il postino? Sì. Ah, bello, sì, magari non era solo bello, era un complesso di cose. Sì. Grazie di Babbo. cuore. Grazie di cuore, scusate. Grazie.